Recording is on. Allora, eccoci alla nostra nona lezione. Questa sera si parlerà delle preposizioni in lingua siciliana. Si partecipa in ordine di ingresso alla chat, ma io invece stasera vi domando chi vuole la parola, chi vuole intervenire. Chi vuole intervenire? Domenico Rifici? Va bene, d'accordo. Ok, prego Domenico. Le preposizioni, noi sappiamo le preposizioni semplici e articolate, soltanto in lingua siciliana la preposizione articolata non esiste, cioè dire, o meglio, c'è il modo come riportarla, ecco. Le preposizioni in italiano noi sappiamo sono quelle semplici di ada in contu per fra e si possono articolare. In lingua siciliana non esiste articolata unita, ma della mamma, per esempio, allora si fa staccata di della mer, della mamma. Dila. Che sto, diciamo noi del mare, mi sono innamorato del mare. Si può trasformare la D con l'accento circonflesso. No. Allora. La grammatica così, Allora, se tu vuoi tradurre del mare è di rumare. La D Perfetto. e la U con l'accento circonflesso è una fusione che non è corretta in lingua siciliana. Bene, ma ci sono condizioni talvolta che si deve fare con la... Allora, se tu stai scrivendo una poesia e hai problemi di metrica, allora segni la D e la U con i due apicetti. l'accento complesso, no? Aspetta, ti faccio... No, perché non si fa la fusione. Tu dovresti scrivere così, non così. Aspetta che ora ti faccio vedere. Sì. No. Vedi? La D, apicetto, U. Generalmente si fa io lo trovo con l'accento circonflesso, l'ho trovato invece dei due apicetti con l'accento circonflesso sulla U. Allora, noi quando cerchiamo su Google, su internet e compagnia bella, purtroppo questa cosa della lingua siciliana è una cosa a parte dei dialetti, questa forma mentis ce l'abbiamo in pochi che ci dedichiamo al siciliano. Anche i poeti sconoscono come si scrive la lingua siciliana, perché molti scrivono in maniera fonetica. Ok, scrivere come si pronuncia non è una... anche perché poi troviamo delle cose proprio stupefacenti in una stessa poesia, nei primi versi magari scritto in un modo e la stessa parola nei versi finali scritti in un altro, in base a come ci dette il cuore. E vedo Anna Maria che alza la mano, dimmi. Dalia, scusa, mi fai rivedere quello che hai scritto che non sono arrivata? Allora, la forma, se tu hai problemi di metrica e devi scrivere in versi, scrivi la D, apicetto e U, perché qui sarebbero la I di D che viene a cadere e quindi si mette l'apicetto e la L di Lu che viene a cadere e quindi si mette l'altro apicetto. Capito? Invece no? Non si mette, no, questo qua. Okay. Allora, alcuni invece, perché tu quando fondi due sillabe, metti l'accento circonflesso. Capito? È una cosa però che si fa più o meno nei dialetti. Capito? Ora io vi ho messo anche questo libro qua, questo file di Arturo Messina, perché mi sa che questa cosa è spiegata in questo libro. Non mi ricordo il punto. Anzi, ora lo guardo e ve lo dico. Allora, aspetta che guardo l'indice, così forse faccio prima.
Comunque qui è spiegato bene, ora non mi ricordo dove, ma se voi lo guardate, niente, nella premura non riesco a trovarlo. Comunque voi in questo libro c'è l'uso di apocopi e aferesi spiegato in maniera ottimale. Quindi se voi leggete questo con attenzione, forse riuscite a capire l'ambaradan. Allora, Domenico, quindi eravamo alle preposizioni che possiamo distinguere, abbiamo detto, in semplici e composte, perché in lingua siciliana, anziché dire articolate, si usa dire composte, che poi è lo stesso significato. Vabbè. Quindi, al posto di D in italiano, cosa c'è in siciliano? Al posto del D, resta D del mare, per esempio D. D, sempre D. D sempre resta, Sempre no? D. Al posto della A, sempre A. Certo. Al posto di da si usa molto raramente, ma si scrive sempre D. Sempre D. D. Al posto non si usa da non lo incontro io. In qualche forma rara sì, per esempio. Ma sì, vero. Se di movimento, diciamo, Allora, poi vengo da casa, della casa, perché diventa dalla casa. di la casa. In questo libro, a pagina 70, allora, in questo libro a pagina 70, quale grammatica hai tu? Quella di Arturo Messina. Arturo, io quella della mia. Io vi ho messo il file nella chat che vi potete salvare. Sì, infatti l'ho salvato. Allora, difficilmente avremo cita questo libro. Sì, raramente, vero, ma può capitare. L'influsso della lingua francese. Esempio. Perfetto. Caforsi, levimenti, da dimuranza, turniria in usato. Quindi da dimuranza, turniria in usato. Quindi in questo caso c'è il da, ma sono esempi molto rari in cui perché solitamente si scrive di. Per in troviamo come preposizioni ni, onni, onti, onta, onna. In base perché sono degli usi che si hanno in base anche al periodo. Secondo il modo di dire, sì, vero. E poi in ni e in ti dipende anche dalla provincia, dalla pronunzia che uno fa. Nella dispensa che aveva inserito Caterina Ines, c'era l'uso della R al posto della D, che quest'uso lo fanno in alcune province del centro Sicilia. Usano sì, c'è questa che però noi non usiamo qua a Messina, noi non usiamo. Nemmeno noi qua. Vabbè, Sinagra. Mettiamo la seneta avanti, via. Sinagra E noi dalla provincia di Messina siamo. Su Messina siamo quasi tutti. Tranne Angelo, tu sei l'unico. Vabbè, però Messina ce l'hai nel cuore, quindi sei messinese. Bravo. Verissimo, ce l'ho nel cuore. E la nostra Emanuela, che non so di che provincia è, ha detto che è siciliana al 100%, ma forse non so di dove. Sì, sono di Giarre io. Ah, di Giarre, quindi siciliana pure, avanti, via. Siamo un po' catanese, va. Mio marito invece è palermitano, mia suocera di Castelbuono, quindi siamo un po' mischiati, diciamo. Ho capito. E allora, di a da in al posto di con si usa un ta, deve essere a secondo quello che si vuole dire. Siamo in casa, stiamo in casa, oppure si trasforma, siamo dentro e così via. Ma o na, dipende in base al periodo. Qualcuno addirittura usa noi, ma insomma, ma è errato, secondo me il nu non ha niente a che fare con questo non l'ho trovato io, nelle grammatiche che ho consultato non l'ho trovato questo qua, no. Vediamo, guardiamo qua di nuovo. Sono tanti, queste qua sono questo è senza.
Qua queste sono quelle composte. Un attimo. In. Allora, la preposizione in palesa l'idea di spazio e di luogo, di stato o di modo, di spazio e di tempo e include i rapporti di esistenza o di movimento. Esempio, in Sicilia mancano i grandi laghi e i lunghi fiumi che abbondano Dalla al Sicilia, nord. tanta la Sicilia mancano. È sbagliato qua, infatti. No, E no, come no. dice? No, Come lo traduce? questo io non lo prendo in considerazione perché è sbagliato secondo me. E Lui come lo traduce? Come lo traduce là? lo traduce sempre in, è sbagliato, io non sono d'accordo. No, no, dalla Sicilia, Bocciato, infatti chiaramente no. in non esiste in. No, no. Mannaggia, mannaggia. Eppure è bravo Lumia, ma vabbè. Con, la preposizione con. Faccio una domanda a Pasquale Costa. Con in siciliano, come si scrive? Hai il microfono chiuso. Tu, bravissimo. Ci fai un esempio? Aspetta. Come masci. Con mia madre, come masci. E Q si scrive con la feresi o senza? Senza. Con l'apocope o senza? Io so senza, poi se sbaglio non lo so. E No, se no, senza- Q sarebbe pronome. Se avesse Sì. l'avicetto sarebbe pronome. Ok, Sì. bravo. Ah, bravo. Allora, la preposizione per. Sì, per mia, per tia, per Noaus. P è la forma più usuale, Quando- però si può scrivere anche pri o pir, però sono forme più... Ma sono queste qua, dialetti No, sono locali. no, è sempre lingua, ma sono delle forme più antiche. Sono andate un pochino perdendosi, però è anche giusto, si può anche fare. Sì. Poi tra e fra sarebbero un tra e fra, perché in tra però si scrive con l'avicetto, perché sarebbe derivazione di d'intra. Certo, Quindi tra nella mia, caduta tra mia e di tia. Tra mia e tia, certo. e quindi si segna con Tu hai l'avicetto. l'avicetto, oggi tu No, hai sarebbe, l'avicetto perché... scusami, come che- essere, cioè inciame casa. sì, Inciame casa. con l'avicetto davanti, via. Inciame casa. Entriamo in casa, Allora, qui andiamo però nelle preposizioni composte, perché come hai fatto tu l'esempio, cioè non è la preposizione semplice, sarebbe la preposizione articolata. Sarebbe nella mia casa in italiano. Capito? E che però una cosa importante, le preposizioni articolate o composte, come dicevo prima, in siciliano le chiamano composte gli storici della lingua siciliana, articolate. Però sono quelle Ma articolate. è la stessa cosa, chiamarle come, Dicono, chiamamole come, ma sempre, allora, quella è. qua nella dispensa che io ho già redatto e vi ho allegato, le preposizioni si dicono composte quando vengono usate con l'articolo determinativo, ma in siciliano, diversamente che nell'italiano, non si ha fusione tra preposizione semplice ed articolo. Non si ha la fusione. Non c'era, certo, non sono staccate, sono staccate. Tu lo sai, Domenico, ma io non lo so quanti di loro lo sanno. Allora, questo è lo specchietto delle preposizioni articolate. Io non, vabbè, sì, vabbè, ma non io non lo posso leggere. Vabbè, nella dispensa io l'ho allegato e sarebbero, per esempio, di là, di lu, Di là, lì. di lì, di là, di lì, Perché di di lu. là femminile, di lu maschile, di lì è E di lì plurale. plurale, e di lì plurale. Poi, anziché anziché alla in italiano, là, lì, ale, lì, là, lì, alu e alù, giusto? e ali plurale. Tre sempre, perché l'articolo è tre sono, là, lì e lu. Ntalà, ntalù e ntalì, culà, culù e culì, sopra là, sopra lu e sopra lì, pilà, pilù, pilì, vabbè sto leggendo. Ncialà, ncialù e ncialì,
un fra là, un fra lu e un fra lì. Perfetto, perfetto. Quindi Questo è chiarissimo, questo, eh? ci sono altre cose che volete aggiungere? Ma Allora, io a ho me quello, semplificato e mi sono fermata qua. Però se poi io vorrei che voi lo leggeste questo libro, perché questo libro qua, che io vi ho messo il file, fa molti esempi sulle io preposizioni. quello che vorrei chiarire con te, no, con te, con tutti, dico, Sì, dico parlo con te perché l'interlocutore, ma parlo con tutti, certo. e l'uso, cioè dire, io per la prima volta sento che anche nella poesia, cioè per questione, come dicevi tu, Di del metrica, rima, di vabbè. sillabe, ecco, di scrivere. Eh, ah, non con due io non li trovo, io ho trovato, trovo sempre la du, per esempio, E dipende quali mare, autori invece leggi tu. du mare, per esempio, perché molto ti dico du mare, Aspetta un minuto. in località varie, non si usa di lu, di là, come al mio paese, ma diciamo du mare, da casa, per dire invece della casa, diciamo da casa, ma lo trovo io scritto con l'accento circomplesso, è una cosa da chiarire questa. Sì, allora io qua dovrei avere i libri anche di Lumia che hai, la grammatica Lumia hai Allora, aspetta, vediamo. davanti. Allora, qua ho il libro di poesie di Lumia. Vediamo come scrive Lumia, vediamo se trovo qualcosa. Per esempio, Vito Lumia, che è l'autore di questa grammatica, dove prima abbiamo È la trovato stessa. la preposizione in. Qua, E io la stessa ce l'ho, vedi? Come la mia. che però lui fa l'uso del trattino. Per esempio, quando c'è la N con l'amicetto, lui anziché lasciare la N sola, ci mette il trattino di congiunzione con la parola seguente. Che cosa? Cioè io trattino. Cioè, che importanza ha? A me sembra col trattino non. No, nemmeno io. Poi lui, per esempio, scrive anche la C di Ciauru con la cediglia, ma non c'è bisogno perché se è una lingua, la lingua come il Appunto, francese, tu sai come si scrive e sai come si pronuncia. bravissimo, Sai che perfetto. Ciauru ha quel suono di quella C, Ciauru. D'accordissimo con te. E quindi, vedi, Lumia in tante cose noi non siamo d'accordo. Speriamo che poi non mi senti. Volevo vedere se trovavo, che non trovo, ma comunque se io avessi a portata di mano il libro, eccolo qua, di Ninni Magri, qua lo trovo sicuramente. Questo è un libro di Antonino Magri. Antonino Magri. E poi dopo questo lui ha fatto un'altra versione. Allora, vediamo se trovo qua. Vediamo se trovo qua qualcosa. Ma qui qual è quello che era in commissione, cioè nella giuria? Sì, è il nostro l'anno socio scorso? onorario. Sì, il nostro socio Sì, onorario. lui mi ha mandato Il file di questo libro nuovo, di questo sì, libro me l'ha aggiornato. Se mandato. volete ve lo riallego, che ce l'ho pure io, ve lo posso allegare. Allora. Niente, non lo trovo. No, ma riscontro. Non lo trovo, non lo trovo. La trovo spesso, questo è. Comunque potrò fare una ricerca e se trovo di questa situazione Guarda, posso guardare anche Nino Barone. La prossima volta questo problema della produzione con l'accento circomplesso ne parliamo la prossima volta, ricordate, così io faccio una ricerca pure anche sui testi che testi classici, vediamo come. Scusa, posso chiedere una cosa? Sì. Ciao Pasquale.
Ciao Domenico. No, volevo dire, dato che alcune grammatiche scrivono in un modo e alcune in un'altra, cioè non è errore se uno scrive in un modo e in un'altra, purché segua una logica. Ma giusto, ma allora perché noi non siamo arrivati alla coine comune? Perché i vari studiosi delle varie province siciliane non si sono messi d'accordo. Tu ti Io mi ricordo quando noi abbiamo Camilleri e Messina, la famosa, il quando famoso abbiamo fatto quel convegno alla sala, Parigi. avevamo all'autore di questo libro qua, Arturo Messina, Sì, ma Nino ancora Barone e Peppe Gerbino di Trapani, Salvatore Messina- Camilleri, credo ci fosse anche Ninni Magri in quel contesto, e c'era anche una certa, una poetessa siciliana, non mi ricordo in questo minuto, Lia. Ma tu non ce li hai gli atti di quel convegno? Sì, sono pubblicati sul nostro sito. Se voi andate al sito nostro, Ma poi mi ricerco con calma, vabbè. ora io vi metto il link nella chat. Ci sono tutti i video su YouTube linkati, che voi entrate in quella pagina e trovate tutte le discussioni che hanno fatto quel giorno, perché sono stati registrati. Ad esempio, se uno invece di scrivere dilupisci, ci scrive dupisci. E questo stiamo dicendo, E questo che io ho detto prima, secondo me va scritto con i due apicetti, così. Non con l'accento circonflesso. Non con l'accento circonflesso. E perché no con l'accento circonflesso? Perché l'accento circonflesso indica la fusione. Invece le preposizioni articolate in siciliano non si fondono. Ma è una fusione, Flavia, è partire che con l'accento circonflesso una fusione, ma che non c'è, non avviene la fusione, ma è l'accento circonflesso che scompone. Facciamo subito una ricerca in diretta, vediamo un po' cosa ci dice l'intelligenza artificiale. Lo rimandiamo questo punto, la prossima cosa così facciamo. Abbiamo il tempo. Aspetta, una di quelle grammatiche che complesso in lingua siciliana. Un minuto, vediamo cosa ci dice. No, vediamo un po' cosa ci dice. Io ogni tanto lo interrogo, anche se non mi diceva Papa Leone l'altro giorno, dice non esiste, mi disse. Boh. Allora, non esiste che cosa? Papa Leone, gli ho chiesto all'intelligenza artificiale una cosa su Papa Leone. Perché vuol dire l'intelligenza artificiale ancora è arretrata. Allora, in lingua siciliana l'accento circonflesso su A, E, I, O, U indica la fusione di due vocali, spesso derivanti dalla contrazione. No, non sono brava io, è ignorante l'intelligenza artificiale. Dalla contrazione di nessi latini o dalla caduta di una consonante, cioè noi sappiamo, l'abbiamo detto apocopi e aferesi, quando cade una vocale o una consonante si mettono lapicetti, non l'accento circonflesso. Quindi qua, cioè, purtroppo noi ci confondiamo perché succedono queste cose su qua. Io per evitare, Flavia, ti sto dicendo questo argomento per la prossima lezione, così abbiamo il tempo di fare una ricerca più approfondita. Guarda qua. Sì, non riesco a leggerla di qua. Perché si vede con sottosopra, vero? Allora, vediamo così, facciamo una cosa. Io chiederò questa cosa sia a Nino Magri. È importante, guarda, l'uso. Chiederò questa cosa personalmente, perché non so se loro ascoltano poi sta registrazione, se ne fregano, se ci seguono, se non ci seguono, perché io li invito, ma non compaiono mai. Io lo chiederò in maniera specifica, quest'uso dell'accento circonflesso, sia a Nino Barone e sia a Ninni Magri, e vediamo cosa mi rispondono. Perfetto. Facciamo così. Bravi. Ora il nostro prossimo incontro, ho perso le dispense, quindi la 10ª lezione sarà il 12 febbraio. Quindi io chiederò questa cosa e chiederò umilmente se si leggono la nostra dispensa e se magari vogliono intervenire il 12 febbraio. Benissimo, ecco. Così chiariamo. Scusami, la giuria
è esperto in lingua Considerato siciliana. errore o... È uno dei più bravi a livello regionale, sì, Però lui lui sicuramente risentirà o risente dell'influenza Sciapanisi. allora, loro tempo fa, alcuni anni fa, nei miei confronti, in base si dialogava, infatti noi siamo purtroppo ognuno con la sua città, con la sua provincia. A me una volta dissero, non mi ricordo chi, non lui, non Nino Baroni, che io scrivo alla Missinisa. Ma grazie, se io per esempio non so, il secchio, lo chiamo Bagliolo e non chiamo Cato, e io lo chiamo come lo parlo, come lo dico qua a Messina, è ovvio. Ma Ma non è errore, in quel il caso non seguire sono una che forma di del... grammatica, va rispettato è questo qua, ovvio no? che io uso le parole che sono... Ciao Angelo De Marco, ciao. Buonasera a tutti. Buonasera, Ciao. tu sapevi alle 16:30 scommetto. Ti sei Certo. fatto la pennichella e ora ti senti la registrazione. Non è mia abitudine dormire. No, mannaggia, ma io Mai. vi ho mandato il messaggino, ti ho Lo scritto sapevo. toc toc. Ma io ho finito di fare qualcosa. Vabbè. Stavo dicendo, non me lo ricordo più, stavo dicendo. Ah, e quindi secondo me è giusto, cioè l'importante è che tu non scrivi grammaticalmente in maniera sbagliata. Un pensiero a Pepa Zappardino, cosa ne pensi, Pepa? Pepa, Mi sentite? sì, Mi sentite? E allora è un problema di difficile soluzione questo, perché è chiaro che ci sono diverse scuole di pensiero. Non è facile, secondo me non si può trovare un'unica grammatica, una summa per così dire, che riunisca tutto il linguaggio siciliano. Non è semplice. allora, quello cioè, le sfumature, le parole, è chiaro che debbano essere differenti da provincia a provincia. L'importante è che la forma grammaticale, cioè l'uso delle preposizioni, perché tanti per esempio scrivono du invece di lu, perché è sbagliato in realtà, perché poi tanti non usano, secondo no, me, ascolta, Flavia, consentimi, secondo me noi non possiamo neanche dire è giusto o o è sbagliato. Allora, Dobbiamo scusatemi, hai ragione. Dobbiamo considerare le attestazioni differenti. Allora, Cioè, non so se ho reso l'idea. però Guarda, sì, esiste questa regola che le proposizioni articolate o composte non si fondono. E questa cosa è comune ai massimi esponenti delle varie province. Era una cosa che diceva anche Salvatore Camilleri, che non c'è più. Quindi su questo Quindi, concordano tutti. quando noi oggi, perché a proposito di, cioè Domenico Rifici chiedeva perché non mettere, anziché di lui, tu scrivi du, non mettere, anziché a poco per aferesi, non mettere l'accento circonflesso. Però ci sono quelli che non ti mettono né a poco né a feresi né accento circonflesso e ti scrivono tu. O ci sono quelli che ti scrivono inveci senza l'apicetto prima della N. Sì, ma non è anche, e questa è una variabile, possibile che nel corso degli anni, visto che il siciliano è una lingua viva, così come l'italiano, alcune particolarità abbiano avuto un'evoluzione? Sì. o Allora, in positivo questa o in evoluzione negativo. noi già l'abbiamo Quindi avuto. dovremmo controllare No, ti di spiego. queste poche, guardare anche gli anni in cui sono state classici, redatte queste classici, grammatiche. Però se già noi facciamo fatica a capire l'uso di... Perché? Ti spiego. Quando tu metti apocopi e aferesi,
capisci quali possono essere le vocali o le consonanti che sono andate a cadere. Ok? Quindi ti rendi conto meglio di quello che c'è scritto, perché noi dobbiamo scrivere in una forma lingua siciliana che possa essere studiata anche da un bresciano, da un milanese, da un torinese, cioè perché grazie, se il siciliano lo leggiamo noi siciliani, pure se è scritto a piede di gallina, lo capiamo. Però se noi usiamo una forma con uso di apocopi e aferesi, chi non conosce il siciliano è aiutato a capire cosa abbiamo scritto, perché vede il segnetto, dice qua è caduta una vocale, qua è caduta una consonante, cioè, e capisce meglio il termine della frase. Vedo Angelo De Marco che alza il dito. Dimmi. Volevo dire una cosa importante, che noi stiamo studiando la formula migliore, più letterale, di scrivere il siciliano. È quello che stiamo cercando di imparare, insegnare a qualcuno che lo conosce di già, però non possiamo essere così restrittivi nel parlarlo, perché, faccio esempio, l'inglese, il vero inglese è quello che è scritto poi. Gli americani che vantano di parlare il loro inglese è cosa diversa dagli inglesi del Regno Unito, che cercano di essere perfetti nell'uso dell'inglese. L'italiano è una lingua che noi abbiamo imparato, insegnato e cercato di portare avanti nello scriverlo bene. La cosa importante è saperlo scrivere. Ecco che queste lezioni sono interessanti perché ti insegnano a scriverlo, che poi venga usato da me agrigentino, messinese, catanese, palermitano o trapanese in modo dialettale è un problema locale, ovvero interpretativo dall'altra sponda della Sicilia, da Messina a Trapani. L'importante è capirsi. La cosa essenziale per me è quello che servono questi incontri nostri, imparare a scrivere in un perfetto linguaggio siciliano. Poi l'interpretazione è soggettiva, dialettale diventa. Non è che può imporre di parlare un siciliano corretto al trapanese quando parla il siracusano. Ecco cosa vorrei precisare. La cosa importante, ripeto, è impararlo a scriverlo bene, in modo che possa essere interpretato dall'altro siciliano. Da chi non lo conosce. Da chi non lo conosce. Volevo rispondere a Pepa che diceva le lingue si evolvono. Sì, io sono d'accordo che le lingue si evolvono, ma è da vedere l'evoluzione se è positiva o è negativa. Perché sì, oggi siamo nel mondo informatico, nella lingua, nell'intelligenza artificiale. Aspetta, fammi finire. Noi abbiamo avuto questa evoluzione della caduta degli apicetti quando, anziché stampare in digitale, una volta si stampava con i piombini di piombo nelle tipografie, perché una volta i libri si stampavano così. Questo fatto di eliminare gli apicetti è sorto a quei tempi, perché il tipografo per fare l'apicetto col piombo o il correttore di bozze, quindi li hanno eliminati e purtroppo dopo si è avuto difficoltà a reinserirli. Li hanno eliminati non per un motivo di valorizzazione della lingua, ma per una comodità tipografica. Scusate, voglio precisare, nella lingua italiana, nel mondo giornalistico, l'articolista, il giornalista, vedi me, faccio un articolo e lo mando. Non a caso esiste all'interno dell'organizzazione di quel giornale il correttore di bozze, che è quello che nella scelta all'epoca, come faceva riferimento Flavia, usava le lettere di piombo per passarle alla linotype, che poi doveva stampare l'articolo. Cioè io vengo dalla gavetta del mondo del giornalismo, quindi so perfettamente. Allora, cosa è importante? Che anche chi scrive
in lingua siciliana lo scriva bene, perché ci sarà e ci dovrebbe essere un qualcuno prima che passa alla pubblicazione di una sillogia scritta in siciliano che corregge, correttore di bozze, che corregge l'esatto uso nello scrivere della lingua siciliana. Questo è il mio pensiero. Aspetta, vediamo se qua Ninni Magri ha già scritto qualcosa, a pagina 25. Mentre tu parlavi mi è venuto questo. Flavia, scusami, Flavia, io mi pongo una domanda io, Sì. semplice, perché dico su questo, questo accento circomplesso. Se io devo dire vengo da casa, lo diciamo vengo da casa, cioè dire queste, sia l'apicetto che l'accento circomplesso servono a supplire le forme Allora, comuni che usiamo. personalmente io, perché io anche se scrivo poesie non le scrivo in metrica, io scrivo di la casa per esteso, perché è sempre meglio scrivere per esteso, di la casa. Beh, può essere anche, dico, però se tu dovessi in siciliano parlare, che dici vengo della casa o da casa? Ma posso Dici, io vengo da intervenire? casa, capito? E ecco, quell'accento circomplesso Ma serve già a unire. ma tu quando già dici vengo da casa è messinisi. Se noi dobbiamo scrivere in lingua siciliana si dice vengo della casa. Ma Perché uno pure, lo usano anche i palermitani ma perché i palermitani? Allora, scusa, in qualsiasi proporzione chi articolata. segue chi è fautore della Coinè comune, siamo per ogni provincia in pochi, a Messina quasi zero, ok. A Trapani c'è Nino Barone e Peppe Gerbino, Vito Lumia, a Catania c'era Lumia, Sansa. però lo usa al centro circomplesso Lumia. La maggior parte dei poeti che scrivono a come ci viene buono. Capito? Ma- Quindi noi non ci possiamo basare su come scrivono i poeti nostri contemporanei. Ed ecco a cosa servono questi incontri, ad indurre. Ora io ho Io appunto trovato, volevo fare- scusate, io- nel libro questo qua di Ninni Magri, io ho trovato segni grafici particolari a Pocope e a Peresi di Ninni Magri. Lo leggiamo, vediamo cosa dice. Angelo, volevi dire qualcosa? Ti devo dire, io, Pasquale mi pare che aveva chiesto io di dico, parlare. bisogna cercare di essere il più fedele al modo di parlare. Non so, anche che so, a Catania lo Vediamo sento se dire. non è lungo, vediamo se qua ci dice qualcosa Ninni Magri. Io lo leggerei. Allora, Un esempio, diamo un esempio. no, leggiamo quello che dice lui. Ed è attenendomi a questa scelta e rimanendo fedele ad essa che in alcuni casi vado controcorrente rispetto alle linee guida oggi in auge e che tendono al consolidamento di alcuni criteri di trascrizione. Ad esempio, sulla necessità di utilizzare la peresi o l'apocope o sul quando utilizzarle. Io ritengo sempre, per mia scelta, di seguire il sistema grafematico e le regole ortografiche dell'italiano. Non perché voglia dire o creda nell'eresia che il siciliano derivi dall'italiano, me ne guarderei bene, ma perché entrambe le lingue sono figlie del latino. E ritengo quindi che, ad esempio, l'apocope si debba usare anche davanti agli aggettivi possessivi singolari me, to, so, rispettivamente derivanti dal latino meus, tus, sus, arrivati nel siciliano nella forma latina volgare meus, tous, sous, con la naturale caduta della consonante finale, quindi come meu, tou, sou, ed ancora vivi in questa forma in molte zone della Sicilia e attestati da diversi dizionari, tra cui lo specifico Dizionario etimologico siciliano di Salvatore Giarrizzo e dagli scritti della maggior parte dei poeti siciliani del passato che si attenevano a questa regola, vedasi ad esempio Nino Martoglio. Quindi la soppressione di una parte finale della parola comporta sempre la segnalazione con l'apocope, come la soppressione della parte iniziale della parola comporta sempre la feresi. Du deriva da ghiddu, sempre. Ncia deriva da intra, sempre.
deriva da una sempre. Se ci atteniamo alle regole ortografiche dell'italiano, è così. Non dipende da come lo pensiamo noi, cioè dal secondo me, o dalla scusa di una presunta modernizzazione dell'ortografia, a discapito delle sue regole, partendo dal concetto che molte vocali ad inizio di parola sono saltate via da secoli e segnalarle con la feresi è un segno di insicurezza sulla propria lingua. Né si può dire, ad esempio, che la già citata parola una si scrive na con la feresi quando è aggettivo numerale e na senza feresi quando è articolo indeterminativo. È decisamente una forzatura impropria. È sbagliato, I grandi non è sbagliato, ma secondo chi segue delle regole determinate. Quando è una, non c'è Se sei bisogno una della. e tu ti scrivi na, glielo devi segnare. Quando è il numero, non c'è bisogno, secondo me, per differirla dall'articolo è diverso, no? Allora, Per numero, per differire il numero dall'articolo, io secondo me ci vuole la forza, la bassopino, come lo chiamiamo, quando si tratta di articolo. Quando si tratta di numero non ci vuole. niente, qua lui non ci dice più niente. Rispetto all'accento circonflesso, spero ci fosse qualcosa, non c'è niente. Vabbè, facciamo così. Allora, io chiederò questo nostro dilemma e ci aggiorniamo ai risultati che ci diranno. Parliamo di questo argomento la prossima volta, sì, così facciamo se loro sono disposti a intervenire nella chat per iscritto, magari si può sarebbe accendere bello, questi sarebbe giorni, bello. prima del 12, diciamo, un confronto. Va Scusate, bene. era cascata la linea. Cosa avevate detto su quell'argomento? Dobbiamo riprendere la prossima volta? Allora, Era cascata la linea. per quanto riguarda per esempio le preposizioni articolate, per esempio dello, si scrive di lu, però alcuni, per esempio, se tu scrivi una poesia in metrica e devi abbreviare la sillaba, alcuni scrivono du, perché noi infatti quando parliamo diciamo du, in forma dialettale diciamo du. Ora diceva Domenico Rifici, se noi lo dobbiamo scrivere du, come lo dobbiamo segnare? Con Apicetti, lui lo segnerebbe con l'accento circonflesso sulla U, però secondo me è sbagliato perché gli articoli, le preposizioni articolate in siciliano non si fondono, non avviene la fusione. Ma non è una... Quindi io lo scriverei con la feresi e l'apocope, capito? Di, Apicetto, Apicetto, U. Du, sì, con l'apicetto e la posta. Scusami Flavia, il du con l'accento circonflesso non è che fonde, indica. No, non è che la fusione che perché vuole dire fusione. Che so, du non è unito, separato. Credo che non sia solo nel siciliano, ma in tutte le lingue l'accento circonflesso sta per fusione. Per fusione, vabbè, appunto fusione, ma resta, fa rimanere il suono di chi praticamente parla, di chi veramente comunica. Allora, vediamo cosa ci dice. Io vengo da mare, dico vengo dello mare. Io non so se ci sia un dialetto, qualcosa che dice, o un paese dove si dice io vengo dello mare. Allora, ho cercato il significato dell'accento circonflesso. L'intelligenza artificiale ci dice che la prossima volta ne parliamo di questo. Aspetta, no, questo lo leggo ora. L'accento circonflesso è un segno diacritico che indica solitamente la contrazione di due vocali, crasis, o la scomparsa di una lettera, spesso una S, in un'epoca precedente. In italiano si usa raramente, bla bla bla. Significato e usi principali. Contrazione indica l'unione di due suoni in uno solo e questa non è fusione, in particolare in italiano arcaico o poetico. Plurali in io, usato per distinguere il plurale di parole terminanti in io, adono, esempio principio,
principi e mettono l'accento circonflesso. Principio non ci vuole accento, ma che No, serve? qua dice così. Boh. Comunque, sentite a me, chiediamo a Magri e a Nino Baroni, che di loro mi fido di più. Vediamo Sì, cosa ma scrivono loro. io volevo dire questo qua, che la lingua siciliana la dobbiamo scostare, non è che dobbiamo annullare il modo di parlare, cercare di adattarle l'uno con l'altro, riunirle. Cioè, io penso che questo accento, io non me ne accorgo quando scrivo, che mi capita, non so, talvolta mi viene meglio dire, che so, parliamo del D del do con l'accento circonflesso, mi viene di scrivere meglio con l'accento circonflesso, perché il suono cambia, non lo so. Ma perché allora cerchiamo di, come ti cambia il quello che penso suono? io, che bisogna... Non ho capito. Come ti cambia il suono se tu scrivi D, amicetto U? Io vengo domani, guarda, se tu scrivi, allora no, scrivere, io vengo di Lumari non lo dice nessuno così in pratica, ma diciamo veniamo tutto, io vengo domani, io vengo da casa. Ma scusa, tu puoi benissimo scrivere di Lumari e quando reciti la poesia dici Lumari, che ti cambia? Sì, cambia il modo pratico di parlare, cioè se io vorrei avvicinare, ecco, il modo di scrivere al modo di parlare. Allora, e se tu vuoi fare questo, scrivi D, amicetto U. Allora, io l'ho trovato così. Allora, Vabbè, domanda a Domenico Rifici. Se tu devi leggere D, amicetto U o D con la U con l'accento circonflesso, il suono, la pronuncia, cosa ti cambia? Sempre tu dici. Sì, però apicetto, al posto due apicette metto tu. Io non so, quando capitiamo le poesie di chi scrive du senza amicetto, senza accento e senza nenti, perché ci sono quelli che scrivono du senza ma è sbagliato. Che cosa significa? Senza amicetto, senza niente, la du non ha senso. Allora, noi purtroppo abbiamo la difficoltà a cambiare idea su quello che conosciamo, su quello di cui siamo convinti. Allora, c'è chi propende per l'accento circonflesso, chi come me a poco per aferesi e chi non mette niente. Rivolgerò questo dilemma ai nostri due soci onorari, Barone e Magri, e ci aggiorniamo. Va bene, vediamo cosa ci dicono. Va bene. Ok. E questo è chiaro. Altri quesiti? Va benissimo. Ok, va bene. Pasquale Costa, accendi il microfono che ce l'hai chiuso. Secondo me la coinè comune consiste, questa è una boutade, così, una cosa così, già consiste nel fatto che se noi parliamo con un ragusano o un ragusano parla con noi ci capiamo. Secondo me una grammatica comune non si avrà mai, cioè proprio precisa di lu, due, non si avrà mai, non raggiungeremo mai l'accordo. Possiamo migliorare qualcosa nel linguaggio parlato e pure in quello scritto, ma non arriveremo mai a una certificazione se si dice di lu oppure du, con l'accento circonflesso o senza accento. Allora, l'utilità di questi seminari autodidattici che noi facciamo non sarebbe tanto per noi, che bene o male già abbiamo capito un po' come si scrive il siciliano, ma sarebbe anche per quei poeti che scrivono assurdamente in maniera fonetica. Per esempio, se tu devi scrivere in siciliano me ne frego, ci sono quelli che ti mettono la parolina tutta intera, che in siciliano vuole dire tutt'altro. Quindi conoscere come si scrive il siciliano serve per non fare questi grandissimi errori. Questo sì. Poi se ci fermiamo all'uso dell'apocope, della feres, cioè questi sono i punti di contestazione che si sono sempre avuti negli anni.
l'uso del trattino di unione e l'uso dell'apocopi, degli aferesi. Questi sono. Se devo scrivere me ne frego in siciliano, o gli metto me ne frego. No, spazietto. Mi frego. Perché cioè, sono tre parole diverse, no, Pasquale? Sono tre parole diverse. Mi frego. Me ne frego. Ma c'è chi ne scriverebbe due, quello è il problema. No, sono tre parole. Per risparmiare scrivi mini frutto. Che fai? Tu se l'ho scritto in due parole, che fai? Non lo segni. Certo, se io fossi in una giuria e trovo una poesia con una cosa scritta così, io già gli calo un punto, tranquillo. Per questo a me è meglio che non mi chiama mai nessuno in giuria, perché la lingua siciliana. No, guarda, la giuria ne trovi troppo di queste cose, quindi talvolta uno... Comunque essere giurati è rischioso, perché io lo sono dico una stata. cosa, che talvolta chi non sa scrivere in siciliano, cioè che non abbia almeno Dico, è rischioso perché in siciliano. ci sono quei talvolta perché concorsi. tu trovi, Flavia, trovi poesie bellissime in siciliano, con tanti errori. Non so che uno che come la poesia poi capitano, ci sono quelli che scrivono, allora, in poesia, giusto? Si usa la punteggiatura. Vabbè, c'è chi scrive senza punteggiatura, ma già chi scrive senza punteggiatura ha un ordine dei versi ordinato, cioè ha già un sistema grafico. Ma ci sono quelli che, allora, la punteggiatura vuole dire quando tu leggi una poesia al punto ti fermi un tot di tempo, alla virgola ti fermi meno tempo nel leggere. Ma ti devi al punto di virgola è più come il punto, è più la via di mezzo tra virgola e punto. Al cambio verso c'è anche una pausa nella lettura. Al cambio verso c'è anche una pausa nella lettura. Ci sono quelli che ti scrivono poesie che c'è un rigo lungo tanto e poi c'è sono scritti a tipo prosa, non si capisce come sono scritti. Cioè, noi parliamo della lingua siciliana, figlioli, ma qua si dovrebbe fare anche il seminario della lingua italiana. Io dovrei dire a noi altri stessi. Stefania Rizzo, ti vedo sorridere, che pensi? Se uno non accendi il microfono, Stefania. Sì, se uno non conosce almeno un po' di grammatica, ecco, meglio scriverlo in italiano. Sia il seminario anche di lingua italiana quando si fanno tutte queste perché se uno talvolta trova poesie scritte in siciliano, cioè dire poesie che esprimono qualcosa, sentimenti, belle poesie, dico, ma sono scritte bei male. pensieri, bei sentimenti, mentre sono grammaticalmente scritte male. Ma questo succede anche con l'italiano, con le opere in italiano. Noi perché l'italiano, allora, se non conosci l'italiano, stai già a casa. Noi perché nelle valutazioni, ve lo faccio vedere così, nelle valutazioni che affidiamo ai nostri giurati, noi perché facciamo mettere 4 punteggi? Valore dell'idea ispiratrice, valenza narrativo-poetica, efficacia della comunicazione emotiva e elaborazione tematico-strutturale. Appunto per questo, perché ci sono quelle opere che sono di una tematica valida, che sono magari... che ti emozionano, che hanno un significato profondo, ma sono scritte malissimo. Perfetto, purtroppo il giurato quando si sente emozionato dice mica è bella e poi si scorda che è scritta male e ci metto massimo voto. Invece così poi facendo il totale e tu sei un po'. Ma tu non puoi ragionare, scusami. Non vengono a dire una bella in quel modo, vedi che voglio dire. Sentiamo Angelo, voglio sentire Angelo. È vero quello che tu dici, io ho fatto il giurato. Allora, se dovessi fare il professore di italiano, non ne passerebbe uno. Bravo. Quello che dico io. Ecco, e allora
come dire, è l'insieme che in qualche modo giustifica successivamente il frazionamento in 4 voti, perché ci può essere l'idea valida. Ecco, un semi-analfabeta che ha una bella idea è un, come dire, è anche come dire, nel tempo di quella storia, ecco, esprime qualcosa, non lo puoi bocciare. Ma allora, Sì, va bene, non è che... Scusate, è scritto in congiuntivo. Dito, Vabbè, ma ma quanto allora dici, sei giusta d'accordo con quello Flavia, che dico io? Sei d'accordo con quello che dico io? non è che Scusa perché... Domenico, fammi seguire qua il discorso di Angelo. Angelo, dico, quindi tu sei d'accordo con quello che ho detto io? In che senso? Che Cioè, bisogna essere molto generosi, sì, bisogna essere molto generosi allora, nel fare il giurato. diciamo, un elaborato scritto male nella lingua, scritto male, con errori o con composizione sbagliata, ok? Può essere bellissimo, lo so. Però ha un'idea valida, e quindi uno mette dalla parte dell'idea valida, secondo il nostro sistema di punteggiatura dal 4 a 9, fai 4-4 per le cose più scadenti, 9-9 o 9-8 a secondo quello che è. Il totale viene un po' più oggettivo. Perché Sì. se tu, giurato, ti lasci emozionare da quello che ti comunica, perché poi la lingua è scritta, ma quello che ti comunica è quello che ti entra dentro nell'animo. Quindi se tu ti sei lasciato conquistare dal contenuto e non rifletti più sulla forma scritta, magari ci mette 9 se usi un solo voto o 8. E qui sbagliamo. Perché mettendo 4-4 o 5-4 e 9-8, facendo il totale, quanto fa? Quello che fa, insomma, non è il massimo voto. E quindi è una cosa più giusta, secondo me. Sì, hai ragione. E quindi Sono d'accordo. siamo d'accordo. Io, e secondo, allora, prima di tutto vado a verificare cosa mi trasmette, cosa mi ispira, cosa mi entra dentro in qualcosa che diventa giudizio mio interpretando quello che sto leggendo. Dopo, nella forma scritta, lo penalizzo perché se non è scritto bene, però ha saputo darmi e trasmettermi una qualcosa di interessante, è lì che io lo penalizzo, nella forma scritta. Nelle 4 declinazioni che abbiamo proprio questo. E allora io esalto quello che è riuscito a trasmettermi, esalto quello che ha saputo esprimere correttamente nella sua espressione. Il giudizio grammaticale è quello che io invece do ultimo, perché non mi lascio sconvolgere dalla mia interpretazione semplicemente perché l'ha scritto male, perché quando io faccio il giurato e correggo qualcosa penso a Van Gogh che dipingeva favolosamente, ma se tu gli dicevi che colore stai usando, io manco sapeva che colore usava, andava a metterci e dipingere con quei colori che secondo lui lo ispiravano. Siccome costruiva il colore lui stesso con le pietre, con la sabbia, con tutto ciò che la natura gli forniva, lui si costruiva il colore, da quel momento attribuiva e noi gli davamo la scrittura. Comunque devo dire, perché bene o male siete stati tutti in giuria. Ora non ricordo se quest'anno Domenico Rifici ci sei in giuria, non mi ricordo. No. Quest'anno no. No. Comunque i due Angelo e Pasquale ci siete stati. Stefania, mai ti ho coinvolto in giuria a te? Come mai? Non hai mai richiesto. Bene o male, io devo dire, siete 5 giurati. Io vedo che seguite, anche se a volte mettete lo stesso voto preciso uno con l'altro, ma io vedo per esempio che seguite quelli a cui date il massimo punteggio, siete tutti che date il massimo punteggio a quelli. Quindi le opere più valide e quello meno valido. Ha saputo trasmettere qualcosa che ci ha accomunato. Quindi
diciamo, le valutazioni le fate bene. Io così quando vedo che collimate l'uno con l'altro, dico sono bravi, sanno valutare. Sanno valutare, Io non me ne intendo, io guardo solo le o volte. che l'opera è uguale, e cioè dire valida, no? Ispira lo stesso No, perché sentimento di lettura. non lo so, A perché me è capitato anche nei nella giuria anche nei modi metto scadenti che vedo che andate di pari passo. Vabbè, quelli scadenti me ne accorgo pure io, ce ne sono cose, mamma mia, che non si capisce manco quello che sono, vabbè. Stato in particolar modo, quest'anno in particolar modo. Sì, ho avuto dei commenti, come pubblicazioni sono un po' scarsine. Posso chiederti una cortesia? Sì. È fuori tema, Flavia. La prima volta che sono venuto a Messina ho partecipato alla premiazione. Con tuo nipote? Alla cerimonia, sì, con mio nipote. Sempre. Io ho un nipote molto attaccato a me. Non so perché. Nessuno è perfetto. E siamo nonni, e quindi... Beh, io ho 5 nipoti, questo è particolarmente... Perché vi somiglia di più, Angelo? Forse. Stavo dicendo, c'è stata una poetessa, di cui non ricordo il nome, che ha recitato una poesia che a me ha colpito molto. Mi pare che lo so. Mi pare che Il bacio. Il bacio, sì. Il bacio. Oh, non è che tu nel tuo archivio... Vuoi sapere chi è? Se non sbaglio forse era Cetti Perrone, perché io l'ho confrontato, però cercherò. Mi piacerebbe avere anche la poesia, però. Sì, io posso trovarla, sì. Ma io allora l'ho fatta sta ricerca, perché tu me l'avevi detto, io te l'ho data la risposta. Sì, ma non la poesia. Vabbè. A me il nome interessa poco, ecco. La poesia era molto bella. No, è una poetessa molto valida, anche una donna molto valida, secondo me. Sì, un'ottima... Mi Lo risulta dico pure io, la considero pure io valida. un'ottima professoressa di liceo, abbastanza valida. Sì, farò questa ricerca. È una docente? Sì. Sì. Strano. Perché? No. Io non ho un buon concetto artistico dei docenti. Ecco. È una persona molto sensibile, sempre se è lei, se non ricordo male, è una persona molto sensibile, è una persona, mi ricordo una volta venne al Barrizzo e subito noi non la conoscevamo, ci ha raccontato di sé, anche a livello molto personale. Se parliamo di Cetti è lei. Sì, penso che dovrebbe essere lei. Comunque farò questa ricerca. Ti ringrazio. Figurati. Ok, Domenico Rifici prima voleva dire qualcosa. Diamo a lui la parola. No, niente. Sono soddisfatto di questa bella discussione che abbiamo fatto stasera. Che resta questo dubbio, anche per togliermelo. Perché sì, chiederò questa cosa con ho usato sempre. Anzi, ora come chiudiamo, passo subito a stressare i due soci onorari. Pasquale Costa, come vanno gli esami? E ne devo dare uno domani. Ma che voti hai? La media è del 28. E il massimo voto è 30? Sì. Bravo. Comunque domani devo dare questo. Poi oggi ho scoperto, io pensavo che ne dovevo dare uno solo nel prossimo semestre. Ora ho scoperto che ne devo dare 2. Perché questa materia, che prima per il corso che stavo facendo era unica e di 3 crediti, ora viene 2 materie, una di 3 e una di 6. Non abbandonare il lavoro dell'ASAS. No, quello lo farò della giuria. Lo farò, che volete che lo farò? Lo farò. No, le lezioni mi cominciano il 4. Dal primo fino al 4 e poi all'inizio non è che devo studiare quello che spiegano. Quindi ma io come devo fare con voi? Come? Meno male che ci sono gli altri che sono bravi e consegnano subito su. No, io lo consegnerò, tu mi hai scritto nel plico entro il 20. Entro il 20 sarà consegnato. Va bene. Non è che... Va bene, d'accordo. L'unica cosa è che sarò meno presente magari agli incontri, questi online, spero di seguire. No, a proposito degli incontri in presenza,
in presenza avrei qualche difficoltà. Io voglio riscontro per il 16 febbraio, che ci sarà l'incontro con Barresi qua in sede, perché se voi non venite io l'annullo. 16 febbraio che è? Martedì o lunedì? Non mi ricordo. Il 12 è? No, il 16. Ah, 16. E ora vediamo, non lo so. Ora. Va bene. Sono combinati. Dovrebbe essere lunedì. Sì, lunedì. Domenica 1, no? 1, Lunedì 8, 16 15, febbraio. lunedì e 16. Perché è inutile che io faccia venire a Barresi in sede e mi ritrovo solo con lui. Ma la Lo dico riunione prima. qua l'abbiamo Perché 12 noi, no? Uno La prossima- dice la prossima- esperienza impara, la malafigura che ho provato quando sono stata con Corrado Vita e una quindicina di amici suoi e mi chiedono ma i soci dove sono? Potevi mostrare la carta. No, io mi sono terrorizzata, ho detto aspetta, fece videochiamata e c'era Sì, basta, Pierpaolo all'ufficio postale, Pasquale Costa mi fa io sono al seminario. No, Chiedo scusa Flavia, Dimmi Angelo. queste persone quella domanda intanto non dovevano farla, hanno dimostrato di essere un pochettino maleducati. No vabbè, ma ci In restano secondo luogo c'era la presidente dell'associazione. Vabbè per sì, cui che c'era vuole... tutta No, l'associazione. ha fatto bene. No, Flavia, tu avevi messo a disposizione la sede, loro come dice Angelo non dovevano, anche se lo Allora, pensavano lo dovevano dire. dall'inizio dell'anno quanti incontri abbiamo fatto? Io l'ho spiegato che sono delle presentazioni autoreferenziali, cioè che ognuno se l'organizza da sé, ma non l'ha capito nessuno. Cioè forse l'aveva capito solo Corrado Vita che ha portato 15 persone e forse lo sta capendo Maria Romanetti che si sta dando da fare a invitare qualcuno. Infatti il giorno 2 io ho difficoltà a venire. Però non l'ha capito nessuno, non l'ha capito nessuno. Il giorno 2, il giorno della Candelora. I figlioli, io ho guardato il carnevale, quando viene Pasqua, posso guardare pure la cannellora, cioè, ne posso guardare, e le partite di calcio, e ogni tanto chiedo a mio marito quando sono le partite di calcio perché non me ne intendo. Questo lo guardo, ma la cannellora mi sfuggivo. Devo fare. Va bene, non però io avevo scritto che avrei partecipato, però molto probabilmente è in presenza, vero? Il 2 febbraio siamo al Barrizzo 16:30 con Maria Romanetti. Il 16 febbraio siamo in sede con Barresi. Però se non viene nessuno io l'annullo perché Barresi lo farà a distanza di una decina di giorni, se non l'ha già fatto. La presentazione in città mi pare alla Feltrinelli, non mi ricordo dove era. Al Barrizzo potrei venire per mezz'oretta. Per portare un saluto, ma poi me ne devo andare. Vediamo. Al Barrizzo è già confermato perché già mi sono fatto il conto, una decina di persone ci sono. Sempre se nel frattempo non ci piglia l'influenza. Flavia, quel libro che presenterà Maria, io già l'anno scorso l'ho comprato, anche perché lei l'ha presentato in sede al Maggio dei Libri. Quindi sì, ma noi che dobbiamo fare? Cioè, questo incontro con l'autore l'abbiamo deciso di farlo per fare venire i poeti. Perché i poeti dovevano trarre stimolo anche dalla tematica del libro per le poesie. Nessuno in nessun incontro ha scritto poesie nuove a tema, nessuno. Ma io da molto non scrivo poesie. E tu non scrivi, cioè, chi che non mureru, chi che non scrive, cioè che hanno a fare? Chiudiamo e non facciamo più niente. No, perché uno non scrive. Possiamo leggere pure poesie di poeti famosi. Mettiamoci d'accordo su una cosa. L'ASAS esiste in funzione degli assassini o degli amici degli assassini. Non è il contrario. Cioè, noi non esistiamo. Cioè, se non ci sono i partecipanti, è inutile che noi facciamo le cose. Perché noi non siamo obbligati a farle. Noi le facciamo perché ci vengono richieste. Ma se non c'è più la richiesta, non ci vengono più richieste. È inutile. Una volta figlioli al Barrizzo eravamo arrivati a 40 partecipanti. Lo so.
Tanto che io poi quando ho presentato il mio libro, che sono venuti pochissimi, ho detto guarda, io presento un libro, era meglio andare al Barrizzo a recitare poesie, di più ne veniva. Quindi ora ce ne sono tanti che non ci sono più, Purtroppo. altri che non ci seguono più. Ora l'altro giorno mi ha ricordato Maria Romanetti di Salvatore Magazzù e di sua moglie, che non mi ricordo ancora come si chiamasse la moglie. Io ho chiesto, non mi ricordava proprio. Come si chiama questo? Salvatore Magazzù. Salvatore Magazzù era il professore dell'Istituto d'Arte, era ex assessore alla provincia. Ma lui veniva assieme a sua moglie, te lo ricordi? Una biondina magra. Non è quello là che era assessore alla No, provincia. allora sbaglio. No, quello è Sebastiano Magazzù o Sebastiano No. Salvatore. Salvatore è quello là che è assessore alla provincia. Non è l'assessore. Lui era nostro socio onorario, poi si è dimesso, non si è capito per quale motivi. Salvatore Magazzù era di Briga di Santa Margherita. No, non dico lui l'architetto, un poeta che veniva magro, non so, Angelo forse se lo ricorda. Ah, Sebastiano era. Sebastiano. Non mi sto ricordando. Ma era di Messina o fuori Messina questo? No, Messina. Veniva al Barrizzo, allora. Sebastiano Magazzù. Io ho ancora il numero. Non solo, ma a me hanno detto che mi seguono anche in Facebook. Quindi non mi sto ricordando come si chiamasse la signora. E manco io. Comunque me l'ha ricordato Maria Romanetti, me l'ha ricordato, perché io non me lo ricordavo proprio a questo qua. Comunque, ragazzi, qua siamo. Speriamo che va tutto bene. Se no, annulliamo Barresi e lo facciamo quando faremo la primavera del libro, che per la primavera del libro 19, 20 e 21, no, il 21 faremo la celebrazione della giornata mondiale della poesia. Anzi, ora invio di nuovo, mi faccio arrivare le poesie per fare le adesioni. Guarda, io ho apprezzato tanto quello che ha fatto Maria. Maria ha fatto una cosa interessantissima e molto intelligente. Ha pubblicato la sinossi. Gliel'ho detto io. Scusa, argomento essenziale è quando io ho fatto la presentazione dei miei libri a Bologna, a Firenze, in Umbria, ovunque sia stato, a Roma, e ti dicevo, la gente non sapeva neanche di cosa. Ma l'ho invitata io a farlo perché tu l'hai detto tu, e io ho ascoltato quello che hai detto tu e gliel'ho chiesto. Per questo. E ha fatto benissimo perché la gente a volte, oltretutto, io facevo 12 pagine di estratto del libro che presentavo e lo mettevo nelle sedie. Chi si sedeva se lo pigliava e leggeva e sapeva di cosa doveva parlare. Ma se tu inviti qualcuno e non sai e gli fai vedere una copertina e un titolo e non sa l'argomento, che ti voglia venire, perché ognuno di noi ha un debole per una qualcosa, per un argomento invogliante. E quindi questo è stato bellissimo da parte di Maria che l'ha fatto. Allora, io sono d'accordo con te, infatti tu l'hai detto al Barrizzo e io ho chiesto a Maria di fare questo perché la tua idea mi è piaciuta, però ciò non toglie che se l'incontro è alle 16:30, se qualcuno venisse alle 16:15, si incontra prima con l'autrice, si fa dare il libro fuori davanti alla porta da Maria Romanetti, se lo comincia a sfogliare. Sì, allora Pierpaolo lo fa, perché ogni volta Pierpaolo quando facciamo la primavera del libro, il maggio dei libri prima, lui si trova l'autrice, si prende il libro su Wanda mentre lei parla e poi gli fa le domande. Ma io gliel'avevo consigliato a Pierpaolo, perché io ho avuto l'espressione e la partecipazione di centinaia di persone in quel di Terni, in quel di Firenze, grazie alla distribuzione che era stata fatta con oculatezza, perché la gente, non sapendo di che parla, se gli interessa, se gli piacerà l'argomentazione, ma manco pensa di venire, capisci? Allora dobbiamo stimolare, che è importante. Va bene, vi saluto. Vabbè ragazzi, ok, ci aggiorniamo sulla chat del seminario. Evitiamo di appuntamento al 2 in presenza.
Ok, in presenza sì, in virtuale appuntamento al 12 febbraio. alle 16. Flavia, questa volta io porterò microfono e altoparlanti. Al in modo Barrizzo? che, sì, Ah. in modo che quando uno parla gli altri sentono bene. Perché non si è sentito? Ma se siamo stati 4-5 persone, come abbiamo fatto a non sentirci? Quando siamo 4 gatti, il problema è che c'è Giuseppe che speriamo che non manca, perché quando parla lui lo sentono anche fuori sulla strada. Io spero che questa tua iniziativa sia d'auspicio finché siamo ancora più di 10. Speriamo. Ciao, ciao. Un Ciao, saluto a ragazzi, tutti, un buona abbraccio. serata. Ciao, Ciao. al 12. 12 febbraio Ciao. sempre alle 16, 12 febbraio in virtuale, sì. ore 16. Ok. Alle Ciao. 16, sì.